Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Io sono Ildegarda, per quelli che ancora non mi conoscono, mi occupo di radionica, radiestesia, tarologia, ermetismo, astrologia, che ogni tanto mi scordo di dirlo, ma sono queste le materie e le discipline di cui mi occupo e sono comunque disponibile su diversi canali. Come vedete adesso trasmetto qui da dove insomma vi siete collegati e sono in contemporanea presente su 2 canali YouTube e un gruppo Facebook. Dunque mi trovate appunto su Facebook nei gruppi, Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo e nel gruppo I Casti Sacerdotali. Ma non solo, come vi ho detto potete appunto rintracciarmi o recuperare quello che ho condiviso sul gruppo, ma anche sui canali YouTube e su internet attraverso il sito www.ilcapitano.intervista.org. Questo sito è ormai online dal 2015. Attraverso il sito divulghiamo in modo gratuito la radionica e la radiestesia. Sicuramente, magari se in passato avete cercato circuiti radionici sarete già incappati in questo sito perché comunque è abbastanza ben indicizzato e trovate di sicuro molto, molto materiale che proprio raccolto in dispense e a portata a disposizione di tutti. Se vi interessa quindi intervenire nella vostra vita con l'ausilio e l'aiuto delle onde di forma, allora siete finiti nel sito giusto. Comunque troverete non solo dispensi di radionica, ma anche altre materie nelle varie sezioni e poi nella sezione shop potrete trovare quelli che sono i nostri servizi professionali, tra cui anche questo talismano che vedete in sovraimpressione, è un ciondolo cabalistico programmato con la radionica per la protezione a 360 gradi. Vi ricordo che è sempre bene proteggersi da interferenze visibili e invisibili, ma che ultimamente in questo periodo abbiamo visto, come dire, un'escalation di eventi e di circostanze a partire da qualche anno a questa parte, per cui è importante comprendere la necessità di tutelarsi da non solo quelle che possono giungere come interferenze a livello energetico, di natura fisica, più o meno fisica, ma anche da quelle ansie che sono portate dietro da questi eventi o da certi timori che cercano comunque invariabilmente di toccare. Con questo ciondolo sicuramente una mano la diamo, anche perché oltre a essere programmato su 9 livelli diversi di protezione, è programmato anche per rilasciare le tensioni di natura emotiva, dunque tutti quelli che possono essere i blocchi emozionali e in più abbiamo caricato anche le frequenze di Giove, dunque l'aspetto di fortuna, di beneficio gioviano. Dunque, se vi interessa sicuramente trovate tutti i dettagli nella sezione shop del nostro sito, ma non solo, non ci occupiamo ovviamente solo di questo ciondolo, siamo in grado comunque di, anche attraverso quelle che possono essere consulti professionali individuali, di trovare quello che è magari l'aspetto più carente o che va rafforzato, anche come riequilibrio di quello che può essere uno scompenso astrologico di partenza o comunque un deficit, perché purtroppo nasciamo tutti sotto l'influsso di alcuni aspetti planetari e non sempre questi aspetti sono del tutto semplici o facili, a volte causano degli ostacoli, dei blocchi, delle difficoltà che ciclicamente tornano a presentarsi al nostro cospetto e a darci problemi. Dunque, attraverso questa antica sapienza che ci proviene dalla tradizione cabalistica e dalla tradizione salomonica, siamo in grado di correggere quelle che possono essere questo genere di difficoltà. E tra l'altro è importantissimo in questo periodo, sempre per quelle questioni a cui assistiamo purtroppo impotenti, perché l'unica veramente cosa che possiamo fare in queste circostanze è tornare al centro, cioè occuparci di noi, pensare al nostro equilibrio, piuttosto che partecipare
a catene di preghiere, cose che lasciano il tempo che trovano, perché purtroppo, lavorare con i grandi sistemi, lavorare con i grandi egregori non è possibile, anche se ci mettessimo tutti uniti alla meglio potremmo creare un nuovo egregore o qualcosa che possa tutelarci, ma non siamo in grado di arrestare né eventi karmici né altri egregori. Dunque è importantissimo lavorare in modo, tra virgolette, "egoistico", cioè bisogna lavorare per correggere se stessi, per proteggere se stessi, dunque in questi tempi non si disdegna un buon sigillo, soprattutto un sigillo di Marte che può effettivamente, proteggerci. Il Marietto spesso vi parla nei video del sesto, il sesto sigillo di Marte, che non è quello che vedete in sovraimpressione, ma è per darvi un'idea di quello che potrebbe arrivarvi a casa una volta commissionato. Il sesto sigillo di Marte ha una serie di funzioni, tra cui spianarci la strada rispetto a qualcosa che abbiamo deciso, ma non meno importante, anzi importantissimo, ha il dono, il potere, insomma, di attingere a determinate intelligenze divine in grado di, come dire, arrestare o impedire a qualsiasi arma di nuocerci, quale che essa sia. Addirittura in alcuni casi ribella, cioè si rivolge al mittente. Dunque è sicuramente un sigillo da non tralasciare o da non trascurare in questo periodo. E chissà, anche per i tempi che verranno. Ma ovviamente i sigilli sono moltissimi e non c'è solo questo, che, siamo in grado di mettere al servizio delle persone che ce lo commissionano, ma anche ritualistica propiziatoria e, insomma per sbloccare determinate situazioni, per propiziarne altre. Chiaramente, è necessario un consulto preliminare professionale per inquadrare la situazione e studiare qual è la strategia più adatta. Al pari di una cura, di un rimedio che si fa andando da un dottore, dunque che richiede, un'anamnesi della situazione, lo stesso per la ritualistica. Abbiamo bisogno appunto di inquadrare bene tutte le situazioni, le circostanze che concorrono alla situazione per poter intervenire in modo equilibrato. Ricordatevi che se si fa un intervento si deve riuscire a mantenere o tenere in considerazione tutto ciò che in qualche modo interferisce o influenza la situazione e dunque è difficile che si faccia un rituale e che quello risolva. Oserei dire che è una fantasia harrypottiana. Allora, bene, io ho detto un sacco di cosine mentre aspettavo appunto di vedere un po' di persone. Vi ricordo comunque che il venerdì, cioè gli appuntamenti sono tre nella settimana alla sera, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, ma che il venerdì in particolare ci occupiamo alla fine del consulto di riequilibri e di pulizie radiestesiche. Dunque questo è un altro dei servizi che noi offriamo ed è preposto appunto per riequilibrare i corpi sottili, rilasciare memorie anche che possono in qualche modo causarci ostacolo, sofferenza, dolore, ripulirci da tutto quello che possono essere anche interferenze occulte, parassiti astrali, larve e altre forme di entità che in qualche modo interferiscono nel nostro benessere. Ma non solo, insomma i livelli di riequilibrio sono moltissimi, lavorano anche sull'ambiente circostante, sugli accumuli da stress geopatico, eccetera, eccetera. Insomma un bel lavoro che effettivamente nel tempo dà delle belle risposte. Allora, vedo che questa sera ci sono amici di Facebook, fa sempre piacere, ma in particolare c'è un utente che non deve aver autorizzato StreamYard, pertanto non vediamo il suo nome. Mi raccomando, se venite dal gruppo Facebook, prima di commentare, cioè potete commentare, però purtroppo come vedete in sovraimpressione non riusciamo a vedere chi è questa persona, questa amicizia che ha scritto. Mi raccomando dunque,
cliccate su streamyard.com/Facebook, è un link azzurro che serve semplicemente ad autorizzare StreamYard a pubblicare il vostro commento, i vostri commenti, qui nella piattaforma da cui trasmettiamo per la diretta, e fatto una volta poi non sarà più necessario farlo. Quindi provvedete. Allora, ma domande non ce ne sono stasera? Che avete fatto? Dove siete? Allora, vediamo un po'. Io non ne vedo questa sera di domande. Come mai? Che succede? Vi siete dimenticati del nostro appuntamento del lunedì, mercoledì e venerdì 21:15? Comunque ci sono degli amici collegati, ma le domande mancano questa sera. E allora, se non ci sono domande, io magari farei un tremazzetti, così in seguito anche chi dovesse collegarsi, può sempre in qualche modo, trovare una risposta, in base appunto a quello in cui entra in risonanza, al mazzetto che sceglierà. Io direi di guardare un po' come saranno i prossimi tempi per è arrivata una domanda, però da un utente che non ha cliccato su StreamYard. Cosa facciamo, Marietto? Se quest'utente allora vedo che, c'è anche qualcuno sempre che ringrazia, non so se si tratta sempre della stessa persona. Se vedi, in sovraimpressione adesso c'è il commento e come vedi non ci compare il nome. Abbiamo bisogno, se per darti questa risposta, che tu autorizzi StreamYard e riformuli la domanda, così vediamo chi sei e ti potrò rispondere, perché è vero che mi hai scritto Massimo 30 settembre, però ho fatto l'autorizzazione, non si vede, va bene. Comunque, magari si tratta di uscire e rientrare, ma non importa, sei qui, hai fatto la domanda. Massimo, 30 settembre del 75, vediamo un pochino. Vediamo se c'è questo cambio lavoro per Massimo. In ogni caso, Massimo, ti chiedo di partecipare, nel senso probabilmente ti farò qualche domanda di approfondimento mentre faccio la stesura e l'interpretazione della stesa. Vediamo dunque, cambiare lavoro, ovviamente si cambia se lo si sta già facendo un lavoro, dunque vediamo un po'. Allora, sì, è un lavoro che fai da tanto a quanto pare, la vecchia signora sembra indicare appunto un qualcosa di lungo corso. Allora, prego. Dunque Massimo, qui c'è un qualcosa che si vede, io lo dico sempre, qui c'è un qualcosa, è il mio modo di aprire la lettura. In realtà c'è sempre un qualcosa, perché le carte raccontano, le sibille parlano. Si vede o una novità che in qualche modo ti ha permesso di riavvicinarti di più alla famiglia, o forse stai cercando un qualcosa che magari ti consenta di vivere un tempo di qualità diverso. Sembra proprio la necessità o, il bisogno di riavvicinarsi a qualcuno, oppure di recente, nel passato, una novità ha permesso in qualche modo di ritrovare una persona. Qui ho bisogno che in qualche modo, se puoi, sì, da tanto tempo, infatti. Magari sono cambiate un po' le esigenze ed è possibile sì, sempre Massimo. Allora, ed è possibile che in qualche modo, ci sia, ehm, qualche novità comunque, c'è qualcosa che arriva da lontano. Dunque, o sei tu che ti devi avvicinare perché sei andato a lavorare lontano rispetto alla tua famiglia, oppure c'è un qualcosa comunque che ti lega a posti lontani. In questo momento sembrerebbe
dare un'indicazione un po' particolare. Vedi che, mhmm consideriamo questa linea, come, una sensazione di preoccupazione rispetto la il contratto, oppure, potrebbe addirittura estendersi raccontando di recenti incomprensioni o di quello che non ti cioè ti turba un po' rispetto a un'altra figura sul posto di lavoro, magari un tuo responsabile, un capo. Ecco, un lavoro più consistente, giusto, vedi che c'è un problema, una preoccupazione di natura contrattuale. Dunque, ehm, non so, può essere che qualcuno lì dove lavori abbia in qualche modo intenzione di aiutarti, perché c'è una figura benefica comunque. Magari, può anche essere successo che in qualche situazione non vi siete capiti, ma questa persona è pronta ad aiutarti e possibilmente o è una persona pronta ad aiutarti per procurarti un altro colloquio, o comunque è una persona che può parlare per te da qualche parte. Comunque nel prossimo periodo c'è effettivamente una proposta che potrebbe cambiare le cose, ma, ehm, questa proposta o è per un cambio proprio contrattuale, vedi questa è sempre una carta di legalità, o va a chiudere una situazione, chiuderla per modificarla. Però c'è da dire una cosa, che nel prossimo periodo è vero che potresti anche andare a parlare per un'altra occasione, un'altra opportunità, ma ovviamente il ladro fa intendere mentre c'è già qualcosa in corso, perché sembra camminare parallelamente a quello che già c'è, no, dunque è possibile che magari la tua proposta, lì o l'intercessione di questo persona che vorrebbe aiutarti non andrà proprio necessariamente a buon fine. Dunque è possibile che lì sul posto di lavoro non sia possibile cambiare le cose, no, ehm, ma ti vedo comunque indaffarato con altro, dunque, arriva come in modo imprevisto qualche altra cosa, che però subisce ritardi. Dunque anche questo non è una cosa che vedo andare subito a buon fine, ma ti vedo in attesa, in attesa, in attesa di capire di più. È qui che poi la situazione nell'esito, perché nell'esito abbiamo effettivamente una buona possibilità, cioè più di una possibilità. La carta della superbia è moltiplicatoria, cioè moltiplica, dunque l'ambito lavorativo incontrerà non nell'immediato, perché come ti ho detto l'ultima carta della stesa è i sospiri, dunque sarai parecchio in attesa o in un'attesa che sembra dilatarsi, no, dunque anche se magari non passa veramente tantissimo tempo, sarai in attesa di qualcosa, perché sembrava decollare o partire una situazione parallela, invece subisce dei ritardi, ma poi tutto d'un tratto si sbloccheranno tutta una serie di cose, cioè ti vedo, con molte possibilità lavorative, okay, molte possibilità e si tratterà solo di cogliere quella più giusta per te. Dunque, al momento non la vedo il cambiamento, al momento vedo preoccupazione contrattuale, nel prossimo periodo qualcosa può avanzare, ma, c'è qualche proposta, qualcosa, ma non forse decadono i termini, o c'è un qualcuno che in qualche modo potrebbe rallentare e frenare questa corsa. C'è poi una situazione che sembra nascere parallelamente a quella che hai già, ma che non va, dunque si rallenta e poi ci sarà il pieno sblocco. Okay Massimo, anzi alla fine sarai tu a scegliere fra una serie di possibilità, da quello che vedo. Allora Elisabetta, certo, vediamo un po'.
Vediamo se c'è il ritorno di Daniele, 9 dicembre del 74, Elisabetta 25 giugno del 70. Ok, vediamo un pochino. Ciao Elisabetta. Allora, vediamo dunque se ritorna Daniele. Allora, il taglio mi fa pensare che ci sia una interferenza femminile, e dunque che possa esserci un'altra persona di mezzo. Vediamo un po'. Allora, ma diciamo che nella linea del passato sono cambiate molte cose. Ehm, Vedi una situazione che partiva bene, comunque che ti dava delle soddisfazioni o che in fondo realizzava un po' in modo positivo quelle che potevano essere i tuoi sogni e le tue speranze, poi è cambiato, lui è cambiato. Lui è cambiato e ha cominciato a darti molte meno sicurezze, è diventato un po' più farfallone o forse meno costante, questo ha causato non poche sofferenze, cioè la carta della gelosia può averti veramente mosso gelosia per il suo atteggiamento poco chiaro, ma anche è una carta di lacrime, okay, di sofferenza. Dunque, mh, mhmm, quest'uomo non è che proprio cioè qualche piccolo, problema te lo ha cioè, dispiacere te lo ha dato. Io adesso sinceramente se è vero che c'è la carta della riunione, che è quello che tutti desiderano quando vogliono vedere qualcuno tornare, ma purtroppo per come ce la raccontano non mi sembra che torni da te. Piuttosto la situazione nei tuoi confronti lui è bloccato, perché c'è un vedi che lui torna da una più giovane, non so chi sia, ma a me sembra proprio che lui torni da questa persona più giovane, oppure se dovesse tornare da te, comunque sappi che c'è di mezzo una donna più giovane. Magari la parcheggia per un attimo per tornare da te, ma torna come un ladro, il che significa che non so, ecco, non è un vero ritorno e infatti anche se tu lo desideri che lui ti dia una conferma, c'è la carta che abbiam visto prima per altri significati, vedi che c'è un'attesa tormentata, ti lascia lì ad attenderlo. Ehm, Vedi, poi farà un cambiamento, ma è sempre un cambiamento che lui non ci puoi fare totale affidamento, perché lo fa in misura del suo interesse e di quello che conviene a lui. Dunque, mh, sì, ci sarà un'occasione, c'è qualcosa che poi si muove in futuro, non è che ti voglio dire è una situazione che non proprio no, però sempre così un po' calcolata. Comunque ci sarà di nuovo in futuro uno spiraglio, un'apertura nei tuoi confronti, ma ricordati una cosa: lui Lui è con te e voi 2, ma non solo voi 2, c'è un contesto anche intorno a voi un po' particolare. Dunque possono, venire riportate delle cose che causano rivalità, cose che possono essere, anche magari chiacchiere, non necessariamente pettegolezzi, ma quelle cose che si dicono fra amici, no, riguardo magari lui e altre situazioni. E questo può causarti comunque, dei profondi dispiaceri, perché vedi questa carta dell'ammalato?
perché non è neanche la prima volta che ti fa soffrire e dunque è un accumulo quello che vado a vedere di precarietà, di insicurezza, di bugie. Dunque io non lo vedo proprio come quella persona che ti farà stare tranquilla anche se torna. È un po' particolare la situazione, c'è antagonismo, c'è rivalità e tante bugie. Tante, tante bugie o cose che ti lasciano molto insicura. Mhmm, secondo me, più che sperare che torni lui, dovresti guardarti intorno, perché è sempre un po' così, la stesa non dà mai quella piena soddisfazione o quel vederlo consumato dal dispiacere. Allora Wanderlust. Allora, potrei sapere come va la storia tra me, Elisa, 30 gennaio 90 e Marco, 3 dicembre 91. Okay. Allora, mi dispiace Elisabetta, avrei guarda, non sapete quanto vorrei potervi dire sempre le cose belle, ma se vedo delle cose purtroppo preferisco dirle. Allora, vediamo un pochino per Elisa, 30 gennaio 90 e Marco, 3 dicembre 91. Allora, Elisa e Marco. Ma allora, mhmm, ma è una situazione, ehm dunque, premesso che non conoscendo la situazione, è un po' particolare, perché mercante io non so, ecco, se voi siete colleghi di lavoro, oppure se avete a che fare per questioni lavorative, oppure se state valutando di realizzare una qualche serata, una qualche festa, perché c'è una cosa, ehm, come dire, c'è una carta dell'allegria e potrebbe anche essere un periodo comunque, abbastanza piacevole, benefico, attraverso cui state facendo una serie di considerazioni. Vediamo un po'. Mh. Allora, ma, ci sei, vero Elisa? Mi confermi che sei collegata? Siete fidanzati, okay. Sì, bene, in effetti l'allegria potrebbe anche essere una carta collegata al fidanzamento. Bene, comunque ho visto che siccome hai risposto e scritto autonomamente, suppongo che sei pronta a interagire bene, brava Elisa. Allora, siete fidanzati, ma è possibile che guarda, siccome c'è le prime 2 carte aprono così: ammalato casa. Mh. Diciamo che, può dare delle indicazioni, magari, avete anche preso in considerazione l'idea di convivere, ma, è un qualcosa che è stato anche vissuto come una decisione difficile da prendere. O forse non c'è stata subito l'occasione per realizzarlo, ma è possibile, io qui vedo okay, siete fidanzati, dunque non mi hai detto una convivenza, però secondo me forse qui, non so, o qualcuno desidera qualcosa di più, o andare a convivere questo passo e non viene menzionato accuratamente, oppure è fonte di qualche piccolo qualche preoccupazione che poi può essere anche data dall'opportunità, dall'occasione che si crei o meno anche di eventualmente di questa convivenza. Però in fondo, cioè, non so perché apre con questa preoccupazione legata a una casa. Ora, nel passato si vede anche un'altra cosa. Intanto la vecchia signora, dunque o è già una relazione che voi avete che va avanti da tanto tempo, oppure può essere, la vecchia signora potrebbe essere una ex,
che magari è stata causa di preoccupazione per il tipo di rapporto che ancora c'è con questa figura. Oppure invece nel ruolo, nel rapporto fra voi potrebbe essere stata rilevante comunque una donna grande, magari una mamma, qualcuno che vi vuole bene, che ha dato dei suggerimenti, dei consigli. Okay? Spero che fra queste, letture, che sono quelle poi collegate a queste carte, insomma tu abbia rivisto, percepito qualcosa. Al presente attenta, un attimino, perché superbia amica, allora o qui c'è comunque, mhmm una figura nella cerchia delle vostre conoscenze. "Ma ci sei Elisa? Ogni tanto scrivimi qualcosina così interagiamo meglio." Ehm, attenta perché la superbia a volte è una carta di rivalità, oppure un'impuntura. Qui è da capire se avete magari recentemente, avuto un qualche argomento su cui ognuno è sulla propria posizione, oppure se piuttosto, c'è magari una figura che, un po', si è avvicinata un po' di più. Però una figura, attenzione, è vero che compare la carta dell'amica, ma non è necessariamente una figura femminile, potrebbe essere semplicemente un'amicizia, nel intorno, e sì, sì, mi rivedo, perfetto. Potrebbe esserci comunque un'amicizia intorno che si è fatta un attimo più presente, va, mettiamola così. Allora lui deve partire? Deve fare qualche cambiamento importante? C'è la carta del viaggio e questo, normalmente compare quando, si è in vista di cambiamenti volontari, cioè di qualcosa che sta per avviarsi e che porta a una svolta. Allora, potrebbe essere comunque una situazione, dove insomma lui, o cambia casa o deve cambiare città per lavoro, oppure deve in qualche modo, o applica semplicemente un cambiamento e qui vengono fuori delle cose. Allora, nel prossimo periodo denaro, falsità, militare. Allora, attenzione perché potrebbero esserci delle situazioni in futuro, e nel futuro questa linea, considera che, potrebbe verificarsi in un lasso di tempo da qua al prossimo mese, mese e mezzo, 2 mesi va, per tenerci larghi. Potrebbe indicare vecchie bugie, attenzione, vecchi segreti, vecchie cose, non qualche cosa che si trascina nel tempo, qualche cosa che, è stata nascosta, c'è un qualcosina, attenzione. Dunque fai attenzione perché, mh, c'è un qualcosa insomma, un qualcosa che risale al passato, su cui o era stata detta una bugia o su cui viene mentito, perché comunque ritornerà questa cosa del passato nel futuro. Dunque non è però il ritorno di una persona, ma di qualche situazione secondo me, perché qui non si vede un attore, non si vede un protagonista, c'è una situazione, un oppure eviterete magari di parlare di vecchi problemi, ci girerete intorno, li tacerete, boh, non lo so. Comunque, fatto sta che poi dopo questo non si capisce chi le dice. Qui non si vede chi è. Come ho detto, non c'è l'attore della scena, dunque potrebbe anche trattarsi di una vecchia situazione su cui o avete glissato o non avete detto completamente la verità, c'è qualcosina. Comunque, fatto sta che verrà risolta, okay? O è una situazione, attenzione, di precarietà economica, che non mi piace,
non mi piaceva neanche quell'altra cosa, però potrebbe essere che c'è un qualche sforzo da fare, qualche situazione di preoccupazione economica che magari interferisce in qualche modo nel rapporto, più che interferire magari vi mette un pochettino alla prova. Di fatto poi viene risolto. Vedi c'è il dottore, la fortuna, dunque arrivano degli aiuti, magari la possibilità di mettere in chiaro delle cose, di risolvere delle situazioni anche bene. E, comunque la matrice è una bella carta, è la carta di quando, comunque un sentimento viene ribadito nel tempo e che ha già un'origine antica. Allora, io non penso che questo voglia dire che viene tenuto nascosto un qualcosa che era del passato, magari un vecchio attaccamento ad una persona e che poi in futuro possa esserci una riconciliazione e non un ritorno, magari una rappacificazione, ma potrebbe anche indicare comunque, come ho detto, che alcune problematiche verranno superate, e quindi ci sarà, come dire, un periodo comunque bello, no, dove il sentimento torna in modo un po' più importante. Ecco, magari lui ha bisogno di trasferirsi o deve andare a lavorare da qualche parte perché, la situazione economica magari non è delle migliori in questo momento. Comunque, diciamo che sto, parlando per ipotesi, non conoscendo la situazione, ma in base a quello che si vede un pochino dalle sibille, dai loro possibili significati. Allora, attenzione perché potrebbe, arrivare una notizia non bellissima, okay, o una situazione, vedi, Belvedere è una notizia che magari aspetti, o una situazione che potresti anche fraintendere e dunque questa notizia attesa o questo fraintendimento causerà comunque, un dispiacere, una notizia non bella. Però, qui c'è comunque un incontro che si vede un incontro, con una persona. Dunque stanza amante, si vede un incontro con una persona. Sembra che in qualche modo, o la notizia che non ti piacerà riguarderà quest'incontro, oppure dopo questa brutta notizia ci sarà magari un incontro per chiarire, riportare la serenità, l'armonia. Dunque è una situazione un po' così, un po' alti e bassi, eh. Va bene, io ringrazio tantissimo tutti per aver partecipato, per avermi tenuto compagnia e spero di avervi fatto compagnia. Vi ricordo l'appuntamento di mercoledì sera sempre alle 21:15 e vi ricordo ma oggi è mercoledì, venerdì 21:15 e vi ricordo che domani Marietto alle 11:20 sarà comunque, con voi per la sua diretta. Un grazie a tutti e alla prossima.